La signora Anna aveva chiamato la nostra rubrica L'Udita d'Antenna per segnalare l'odissea al pronto soccorso di Castelfranco. Medicata per un piccolo incidente, aveva dovuto attendere 8 ore per poter avere i referti e andare via. Oggi la risposta del direttore sanitario dell'ospedale castellano Chiaraberti. Abbiamo fatto un'analisi del caso e abbiamo visto che la signora, che era arrivata verso l'una del pomeriggio con un codice bianco, è stata vista subito, la problematica era una problematica appunto da codice bianco, è stata mandata a fare le radiografie, è stata effettivamente rivista alle ore 17, per cui c'è stato un lasso di tempo un po' lungo. Poi però, sottolinea il direttore sanitario, alle 17 è stata presa in cura anche dall'ortopedico che doveva fare la consulenza. Alle 19 è stato chiuso il suo accesso, una giornata, fra l'altro, ci dice, particolarmente impegnativa. È una giornata particolarmente pesante perché abbiamo avuto 100 accessi in pronto soccorso, quando mediamente ne abbiamo 70-80, e abbiamo avuto 2 codici rossi e 23 codici gialli, per cui c'era affollamento e anche c'erano casi di particolare complessità assistenziale. La signora Anna, fra l'altro, metteva in evidenza il fatto che questa situazione si era ripetuta anche in altre occasioni. A questo il direttore sanitario dice di far sapere quali casi, così da poter verificare.